Siamo Nicoletta, ecco. Ci siamo, ecco, vediamoli. Andiamo su France 2 che dà il primo exit poll 28,1 per Emmanuel Macron. Avec l'explosion de joie dans les deux QG. Voici la suite des résultats avec Anne-Sophie. Oui, à la troisième place, Jean-Luc E Mélenchon. 23,3 per Marine Le Pen, segue Jean-Luc Mélenchon 20,1, Éric Zemmour 7,2, Valérie Pécresse al 5%, Yannick Jadot al 4,4%. Dunque il distacco, secondo questo primo exit poll fornito dalla TV pubblica France 2, sarebbe molto più distanziato rispetto agli ultimi sondaggi e rispetto all'exit poll che è stato fatto alle 19 dal sito belga Le Soir. Quindi vi sarebbe, ripetiamo, uno stacco di quasi 4 punti tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National estrema destra sovranista Marine Le Pen. Ti restituisco la linea. Allora, grazie a Nicoletta Manzione. Dunque, vantaggio di 5 punti, lo sentivate, di Emmanuel Macron rispetto a Marine Le Pen. Allora andiamo a vedere che aria si respira proprio nel quartiere generale di Macron. In diretta c'è Iman Sabah. Sì, come vedete e sentite alle mie spalle un grande boato sta accompagnando i dati che sono stati appena diffusi dalla televisione francese, un 28% inaspettato, sofferto, perché come dicevate poco fa i sondaggi e le notizie che arrivavano dal Belgio erano preoccupanti. Siamo all'interno del quartier generale gremito, giornalisti arrivati da tutto il mondo ma soprattutto ospiti, ci sono i membri del partito En Marche, membri del governo, un lungo applauso, una gioia, un sospiro di sollievo per il presidente Emmanuel Macron che dovrebbe parlare da qui, dal palco che vedete alle mie spalle, dove sono state issate sia la bandiera francese sia la bandiera dell'Unione Europea. Grazie Iman Sabah. Spostiamoci ora nel quartiere generale di Marine Le Pen, leader appunto del Rassemblement National. In diretta c'è la nostra inviata Caterina Doglio. Caterina, il clima lì. Guarda, il clima qui al quartier generale nel Bois de Vincennes, forse lo sentite, è molto acceso, c'è un notevole entusiasmo, si sta cantando, stanno bevendo champagne già da parecchio, perché mai la vittoria come in questo momento è sembrata vicina. Avete visto i dati, comunque sembrano incoraggianti per Macron, ma qui sono comunque tutti molto convinti, non fanno che gridare on va gagner, vinceremo, sembrano decisamente convinti che questa volta, la terza volta per Marine Le Pen, sia quella buona. Sapremo se veramente per la Francia è il momento di voltare pagina, se avremo una candidata del Rassemblement National che veramente può sfidare il presidente Macron. Allora, grazie a Caterina Doglio. Intanto lo dico a beneficio dei telespettatori che si fossero collegati con noi solo in questo momento, e gli exit poll della televisione francese dicono che il presidente Macron è al 28,1% e invece Marine Le Pen al 23,3%, 20,1% è invece la quota che sarebbe stata raggiunta da Mélenchon. Questi sono i dati, torneremo a parlare delle elezioni presidenziali in Francia. Intanto la guerra in Ucraina, si raccolgono le prove dei primi